Dietro, dietro, stai lì, stai lì! Stai dietro! Stai dietro! Le ragazze erano 57, 50. le ragazze erano 60. Oh, buono. Le ragazze erano Non arriva Ale, ma si capisce. Comunque sono già tutti in anche i ragazzi. Mattia e Stefano non ce la giocano. Dai Andre! Dai Andre fuori, Dai, dai! Dai Masei, dai, dai, dai! Dai Stefano, dai Stefano! Stefano, vai quelli lì, vai Stefano. Dai Nico, bravo, dai Nico! Dai Michele! Dai Thomas, dai! Non sono tanto distanti, Dai Alessandro! Vai, bravo! Dai Filippo! Dai! Su! Non attentare! Dai! Se ne passi tutti a passo appena! Su! Passo! Veloce però! Forza, dai! Dai convinto, via adesso! Sta arrivando l'Andre, secondo. Dai Andre! Ha lo stesso fisico di Cresozzo. Bravo, Ale, bravo! Dai Andre! Dai! Dai, forza! Dai Andre! Dai! Dai Michel! Dai Michel! Dai Michel! Alevic! Dai Michel! Alevic! Dai Michi! Dai Michi! Dai Michi! Grande Michi! Dai Michel, adesso giù! Dai Mauri! Dai Ale! Dai Mattia, sono qua! Siete qua! Dai, andate via insieme! Andate! Vai Steus! Dai, Dai Umberto! Dai Andrea! Dai Andrea, bravo! Bravo Andrea, bravo! Dai Umberto! Dai Umbi, passi Umbi, bravo Umbi! Dai, adesso c'è la discesa! vai. Dai, adesso c'è la discesa! Vai, Umbi, vai! Hai visto? La corsa tutta qua. Sempre dai Andre. Sì, potrei. Grazie, prego. Eccoli qua! E va a vincere proprio Cavagna, Alain Cavagna, figlio d'Orbe, signori, con sangue non mente. Piazza d'onore per Andrea Gianola, il Sorremana e il papà Isidoro ha rinunciato oggi a essere a Pordenone, alla presa degli Alpini per essere qui. Poi Andrea Parolo che arriva da Sondrio, all'arrivo di Senecaiu Masè del Valsugana, poi Trecalli e insomma
da Lombardia, è tornata grande protagonista per l'arrivo di Simone Gramola, l'arrivo di Petrana, e via via si stanno facendo più intensi gli arrivi. Intanto Matteo Guatta appena prima di Nevati, e questa è una gran finale per Teta Gordino, l'arrivo della Fondi per Gabriele Lissoni, poi Sanelli, l'arrivo di Lorenzo Benegus, poi il 91 si tratta di Minusan, chiude questo gruppo Leonardo Appetito, l'arrivo di Andrea Marchese, Riccardo Girgenti, Andrea Usseglio, Giulian Farina e Nicola Salvaterra. Poi il 96 che era Darè, l'arrivo del 293 Pascal, titolo italiano, il campionato italiano delle cadette. Anche qui abbiamo, non lo ricordano, sarà bello che lo studiassero, questo campione trentino che vinse Coppa Europa, che vinse Coppa